Benvenuti a Marostica per la prima giornata di ritorno fra Rotaliana Basket e Marostica. Prima giornata del ritorno del campionato Under 15 Eccellenza Regione Veneto. Rotaliana si presenta con 10 giocatori per via delle defezioni di Dalmonego e Cela, a casa indisponibili. A breve la palla 2. Minuto di silenzio. Minuto di silenzio per le vittime di Cramontana di Capodanno. Tutto è pronto per la partita fra queste due formazioni. Ma Marostica si presenta forte del terzo posto in classifica con 7 vinte e 5 perse. Rotaliana è ultima con una vinta e 12 perse. Rotaliana che schiera Stiller, Carli, Graziola, De Pretto e Torrisi. Parte subito in attacco Marostica, fa girare la palla Strazzari, numero 31, trova il fondo della retina. Manovra Marostica, tanto sono da solo quindi riuscirò a fare una telecronaca parziale. Infrazione di passi ravvisata dall'arbitro, persa per Marostica dopo il precedente tiro tentato da Leonardo Torrisi. Riparte Rotaliana, imposta Davide Graziola che la cede a Torrisi che prova a impostare, la cede a Stiller, Carli va dentro lui, viene chiuso bene, trova il fondo della retina Carli, 2 punti per lui. Fallo di De Pretto che manda in lunetta il numero 26.
Intanto realizza il primo. Sbaglia il secondo, 1 su 2, lotta a rimbalzo Leo Torrisi, la tocca lui per ultimo, rimessa per Marostica, che ricordiamo fa parte del progetto con due ville, hanno unito le forze per affrontare i campionati più impegnativi. Sicuramente una bella iniziativa fra le due società che permette ai ragazzi più talentuosi di sperimentarsi in campionati di un livello superiore a quelli che magari avrebbero potuto fare con le proprie società. Intanto, se non sbaglio, Strazzari in lunetta mette il primo, sono già 3 e con questo 4 i liberi tentati da Marostica in poco più di 1 minuto e mezzo, poco meno di 1 minuto e mezzo. Sbaglia come il suo compagno anche il secondo, ma si ripete la storia, la lotta a rimbalzo di Leo Torrisi finisce con la palla fuori. Ma va bene così, perché l'importante è essere lì e prendere, anche tentare di prenderlo questo rimbalzo. Prende il suo rimbalzo, cade un po' rovinosamente, non è niente di grave per il numero 23. Poi il numero 26 riesce a completare Graziola, subisce il fallo dal numero 16, viene ravvisata l'infrazione per Davide Graziola, che rimette il gioco per Stiller. Carli, Torrisi prova ad andare dentro, si arresta, la butta fuori per Graziola, che cerca il fondo, torna fuori per Carli, ci prova lui, si scontra col numero 26, nessuno si propone per uno scarico, la buona difesa di Marostica che porta fino in fondo Rotaliana, fondo ai 24 secondi. Intanto prende bene il centro, poi la butta fuori da 3. Gran canestro da 3 di Marostica col numero 23. Stiller, Graziola, Carli, manovra lui, la cede, poi la butta fra Stiller e Graziola, non si intendono i ragazzi e la palla esce sul fondo, pronto sul cubo dei cambi Luca Perentaler e Pietro Civettini. Esce Graziola e Alessandro De Pretto. 9-2 intanto dice il punteggio, 7-25 da giocare in questo primo quarto. Riparte viene ravvisato un'infrazione da parte del numero 90 Pietro Civettini, non era molto d'accordo, ma gli arbitri hanno visto il contatto. Intanto il numero 26 si arresta dalla media, spara, ne mette altri 2. 11-2 è il contrario di quanto è successo all'andata, che Rotaliana era partita molto forte. Torrisi prova a spararla Perentaler da 3, purtroppo rimbalza e tocca la struttura ed esce la palla. Si riparte con Marostica ad impostare l'azione, prova a prendere il centro, intercetta Civettini che la cede a Torrisi per Stiller. Torrisi, Carli va a prendersi un fallo, si sposta, vede il movimento dell'avversario, gli corre incontro e prende il fallo Carli. Intanto imposta a Pietro Civettini, la cede a Stiller. Carli prova a venire, gli negano la ricezione, la prova a dare imposta
Civettini, ma la tocca un ragazzo di Marostica. Pronti per la rimessa. 11-2 il risultato. Carli da 3. Tocca la palla prima, pestando la linea. Pietro Civettini, buona l'intenzione, purtroppo è uscita intanto, si è già dall'altra parte. Manovra con un po' di confusione, poi il numero 26 mette i piedi a posto, spara da 3, un po' corta, muore sul fondo. Intanto pronto Nuresi a entrare in questa partita. Esce Carli, imposta subito Nuresi per Civettini. Torrisi, vediamo il numero 19 che fa girare bene la palla. Marostica, il 31 prova a appoggiarla lui, rimbalza sul ferro ed esce. Parte Ziller, Torrisi, Nuresi. Civettini prova a prendere il centro del pitturato, riprende il suo rimbalzo, la scarica fuori per Pellentaler, per Nuresi, la viene a prendere Torrisi da 3, tocca tutti e due i ferri ed esce. Scusate, eravamo rimasti con la camera dall'altro lato. Intanto persa per Marostica, che tocca la linea di campo ed esce. Riparte Pellentaler, imposta lui, la viene a prendere Pietro Civettini, molto attivo in questo inizio partita, chiama qualcuno, Leo Torrisi, prova ad andare dentro Pietro, viene a prendere la Torrisi, mette i piedi a posto, Civettini, Pellentaler dovrà forzare lui, subisce fallo, Luca Pellentaler. Viene riciclato il cronometro dei 24. Ziller in post. Torrisi, un po' sfortunato in questo inizio partita. Si lancia Pietro Civettini, molto generoso in questo inizio partita. Si sta buttando su tutti i palloni Pietro. Riparte Marostica. Rotaliana non riesce a trovare canestri. Bel canestro intanto dei ragazzi di Marostica, che riescono a bucare la difesa di Rotaliana. Nuresi prova ad andare in velocità. Civettini, Ziller, Nuresi, si oppone Strazzari, è l'unico che riesce a ricordare. Poi corre il campo Marostica, chiama il time out Magnocavallo. 15-2, risultato pesante in partenza, non si riesce a trovare il canestro. D'altronde si fa un po' sentire la mancanza di Andrea Dalmonego e Andrea Cela, due ragazzi di Rotaliana sicuramente più prolifici sotto canestro.
Intanto tutto pronto per tornare in campo. 3:59 sul cronometro in questo primo quarto, che dice 15-2 per Marostica. Si riparte dal fondo, imposta Torrisi, Torrisi ancora, prova lui a manovrare, poi Nuresi si spazia, la spara da 3, non prende il ferro, scadono i 24, un'altra buona difesa di Marostica. Ripartono i ragazzi veneti, intanto si posizionano sul cubo dei cambi Carli e Graziola. Intanto Strazzari, la prova lui da 3, ferro fuori, tira giù il rimbalzo per Enthaler, Siller in posta centralmente, Civettini, un po' sfortunato Pietro in questa occasione. Intanto dall'altra parte fa girare bene la palla Marostica, trova al fondo il numero 19, ben contrastato da Enthaler, che la cede a Nuresi, che viene da questa lato del campo. Ancora corto Torrisi, si gira bene, buona difesa, se si mettono le mani addosso diventa più difficile fare canestro. Parte Ziller, si ferma, la cede a Torrisi, che prova ad andare dentro lui e finalmente trova il canestro Leonardo Torrisi. Per Enthaler dopo una mischia, Ziller, Pietro, per Enthaler. Altro canestro di Torrisi, che adesso riesce a trovare con un po' di più di continuità il fondo della retina. Tornano intanto Carli e Graziola per Civettini e Nuresi. Buona difesa di Carli sul numero 20, prova a correre il campo lui. Rientra bene Marostica, però gliela scippano e riparte. Salta Torrisi, non cede l'attaccante di Marostica e subito Graziola, Carli, Torrisi, con caparbietà porta 8 i punti di Rotaliana. 37 secondi, esce Torrisi, entra Anfora,
Tanto anche Frenez in campo. Fallo del numero 27 su Anfora. Provano a prendere si riparte. Anfora, Frenez, Carli subisce il fallo. Carli. (17:8), 22 secondi sul cronometro. 2 tiri per Jacopo Carli. Corto il primo. Sbaglia anche il secondo. Giro a 0 per Carli in questa fase. Ferma il tempo l'arbitro perché ha visto il cronometro dei 24 spento, ma perché mancano meno di 24 secondi al termine della partita, al termine del primo quarto. 17:8, 15 secondi e 6 sul cronometro. Piccolo errore dell'arbitro che si scusa con l'allenatore di Marostica per aver interrotto la partita durante l'attacco. Sono cose che succedono. Buco clamoroso della difesa di Rotaliana, che riporta. Intanto sfortunato Davide Graziola. Non abbiamo girato la cam. Sfortunato Davide Graziola in questa fase. Finisce 19:8 il primo quarto. Sicuramente qualche difficoltà in attacco per i ragazzi di Mezzo Lombardo, mentre buona prestazione per i ragazzi di Marostica. Passi pure, tranquilla. Intanto torna in campo Anfora, Carli, Siller, Frenez, Graziola. Si riparte con la palla Rotaliana che manovra con Siller. Gliela tocca pronto alla rimessa Siller.
Anfora la cede a Frenes che spara lui da 3, il ferro gli dice di no, si riparte. Buona azione comunque che ha coinvolto i ragazzi di Rotaliana. Intanto la fa girare benissimo Marostica, prende il fondo, va dentro, appoggia altri 2 punti. Siller, Frenes si arresta. Buon canestro di Frenes, si iscrive anche lui a referto in questa partita. Difesa di Carli, gliela toccano, la palla finisce fuori. Grande difesa in collaborazione di Anfora Graziola che generano la persa di Marostica. Si riparte dal lato con Graziola, Siller la porta su lui, Anfora, Frenes, Carli, Carli non riesce a trovare il fondo del canestro. Intanto buona difesa ancora di Rotaliana, ravvisato un fallo a Giulio Siller, 21:10, 8:33. Torna Torrisi, rifiatta un po' Giulio Siller, si riparte dal fondo con Marostica pronta a mettere in campo il pallone. Gira al lato, va dentro, bella azione dei ragazzi Marville. Torrisi, Frenes prova a toccarla, a tenerla in campo Anfora che si lancia su questo pallone, anche lui generoso. Buon atteggiamento dei ragazzi in questa partita da parte di tutti. Siamo già dall'altra parte, 2 facili per Marostica, non dobbiamo concedere questi canestri. Intanto buca l'anticipo Graziola, si arresta, subisce il fallo. Quando provano a penetrare i ragazzi di Rotaliana spesso vengono fermati in maniera fallosa, quindi potrebbe essere una chiave per coach Magno Cavallo. Torrisi, gli scippano il pallone, parte il contropiede, prova a opporsi Frenes ma troppo vantaggio. Si riparte dal lato per il tocco di un ragazzo di Marostica, la prende Graziola, la porta su lui. Vediamo Frenes, Carli voleva andare in post subisce il fallo da parte del numero 16 che aveva difeso in maniera molto lungo il secondo, 0 su 4 per Carli, un po' pesante i giri in lunetta di Carli. Prova da 3, corta, prende il rimbalzo Nuresi, Frenes, Torrisi, tira giù il rimbalzo in attacco, buona cosa, mette i piedi a posto Davide Graziola, tabellone ferro, poi prova a opporsi Carli, non segna in questo quarto Rotaliana.
Intanto subisce fallo Nuresi. Pronto la rimessa Nuresi per Frenez contro Strazzari. Nuresi, Carli, la va a prendere Torrisi che prova, corre bene il campo, però viene tirato giù il rimbalzo da Frenez, la palla entra e esce, partita ritmi, buoni ritmi, chiama time out adesso coach di Marostica. 29-10, 6 minuti sul cronometro. Tutto pronto per la rimessa in gioco, va dentro Strazzari, sfortunato, tira giù il rimbalzo però in attacco Marostica, da 3, nuovo rimbalzo in attacco, gliela tocca Graziola, si riparte dal fondo, 14 sul cronometro dei 24, 13 secondi. Torna sul cubo dei cambi Ziller, la rimettono, va dentro Strazzari, poi fallo del numero 36 Graziola. Intanto siamo di qua da Rotaliana, sempre 29-10 il risultato. Carli viene ben ostacolato da Strazzari, cerca qualcuno a cui cedere il pallone, si fa vedere Nuresi che prova a spararla lui, entra e esce, sfortunato in questa occasione Mattiangelo Nuresi. Dall'altra parte Ziller si oppone. Liberi.
Si manovra intanto da questa parte Rotaliana. Si parte dal fondo. Carli Strazzari da dentro, prova a contrastarlo Torrisi in qualche maniera, poi la butta fuori sul numero 27 che con una bella virata trova il fondo della retina. Errore sulla rimessa, esce intanto Carli, entra Civettini. Trovano abbastanza agevolmente il centro dell'area. Poi Ziller, gli viene fischiato fallo, credo sia il terzo per Ziller. Proprio il terzo fallo di Ziller. Allora torna sul cubo dei cambi De Pretto. Intanto siamo dall'altra parte. Civettini, Nuresi, persa. Dall'altra parte un po' corto l'appoggio, però tirano giù il rimbalzo in attacco che permetterà un altro possesso. La fanno girare molto bene i ragazzi di Marville. Va dentro. Tanto il risultato va un po' via adesso in maniera abbastanza drammatica per Rotaliana. 37-10. Esce Mattia, entra Graziola. Intanto pronto alla rimessa per Enthaler. Sbaglia la rimessa Luca per Enthaler e passa la rimessa al Marostica. 3 minuti e 42 sul cronometro. Droid tira giù il rimbalzo, si riparte dall'altra veloci. Niente, non si segna in questo quarto. Buon impatto di De Pretto in mezzo all'area a difendere. Lotta De Pretto. Graziola riesce a segnare un canestro in questo quarto. Sarebbe stato imbarazzante arrivare in fondo con 0 punti. Intanto manovra Marostica.
Buona la difesa di Rotaliana, che alla fine tira giù il rimbalzo a Pietro Civettini. Graziola, Torrisi, Graziola, la cede a Perentaler, un po' fortunosamente. Torrisi spara lui da 3, dice di no. Buon rimbalzo di Perentaler che la cede a Graziola, non riesce a trovare il canestro, ma De Pretto è pronto a col tappin a buttarla dentro. 2 buoni punti di De Pretto, buon impatto il suo. 2:16 sul cronometro, 37-14. Indicazioni di coach Magnocavallo e coach Davoglio per vedere un po' di aggiustare questa partita. Risultato abbastanza pesante nei primi 2 quarti, solo 14 punti segnati da Rotaliana. D'altronde, come detto, 2 assenze importanti nelle fila di Rotaliana, ma questo non può essere una giustificazione. Intanto riparte Marostica con un brutto tiro, peccato che alla fine la tocca Davide Graziola e si riparte dal fondo. Si apre bene Strazzari, la fa girare sul numero 20 che la cede al numero. Buona difesa di De Pretto, che però è fortunato, gli torna in mano. Il numero 20 fa una bella virata, ma l'aria è bella intasata dai ragazzi di Rotaliana. Corre Graziola, Carli ragiona, la cede a De Pretto, rimbalza sul piede dell'avversario, poi canestro e fallo. Si esalta la panchina di Marostica su questa azione del loro compagno. Giro, vediamo se riuscirà a concretizzare il gioco da 3, sbaglia, prende il rimbalzo Pietro Civettini, Graziola, Perentaler, Civettini, arriva Perentaler, Graziola, Carli, si gira, prende il ferro, ma avevo la camera girata. Intanto manovra di nuova Marostica che sbaglia il passaggio e una persa anche per i ragazzi di Marostica. Pronto la rimessa per Perentaler, Graziola, gli toccano la palla, riesce a recuperarla Marostica, riparte veloce, poi lo scarico un po' fortunoso, la tocca De Pretto, fallo su Graziola, è in bonus Marostica, subisce un colpo De Pretto, sembra tutto a posto. Giro in lunetta per Davide Graziola.
lungo il primo. Vediamo se avrà miglior sorte il secondo tiro. Finora 0 punti dalla linea del tiro libero per Rotaliana. Sbaglia anche Graziola, 0 su 2 anche per lui. L'altro che aveva tirato liberi era Carli. Intanto riesce a scaricare Luca Perentaler, che spara il tiro forzato. De Preto, buona difesa la sua. Tira giù il rimbalzo in attacco, però avrà un'altra opportunità. Marostica, un altro rimbalzo. Alla fine mette tutti d'accordo De Preto, la tira giù lui. Finisce qua il primo tempo di Rotaliana Marville. 39-14. Un momentino con i nostri sponsor. Non scrive più niente, quindi penso che la
Tutto pronto per la ripresa della partita. 39-14 il risultato da parte dei ragazzi, che vede i ragazzi di Marville, Marostica sovrastare nel risultato i ragazzi di Rotaliana Basket. Sicuramente la gara d'andata aveva lasciato qualche sensazione positiva in più, c'era un po' di più di entusiasmo per la prima di campionato, tanto Ziller carica Parentaler. C'era un po' più di entusiasmo nell'ambiente. Oggi serata di metà gennaio qui a Marostica. Formazione un po' rimaneggiata per Magnocavallo e coach D'Avoglio, anche lui un po' acciaccato in questa trasferta. Ricordiamo le due assenze di Cela e Dalmonego, che dovrebbero essere a casa, che ci ascoltano. Carli non si è allenato tutta la settimana per l'influenza, quindi anche lui non al massimo della forma. Ma comunque c'è ancora tutto un tempo da giocare e provare a divertirsi, perché in fondo questo bisogna fare. Intanto Magnocavallo mette in quintetto De Pretto, Torrisi, Graziola, Frenes e Civettini. Palla a Marostica. Credo sia Mattia Cerutti, pronto a rimettere in campo per il numero 24 Strazzari. Manovra Marostica, De Pretto, subito una rapina, poi preso un po' dalla foga, sbaglia il passaggio verso Graziola, ma va bene così, buona l'intenzione di De Pretto. Tanto attacca Marostica. Incomprensione anche per i ragazzi di Marostica, persa anche per loro. Intanto imposta Graziola, Frenes, Civettini, Graziola, trova un varco, riesce quasi a prendere il rimbalzo De Pretto. Recuperato di Rotaliana, fasi un po' confuse della gara in questo inizio. Torrisi, Torrisi da 3, prende il ferro, tira giù il rimbalzo Strazzari. De Pretto la fa sua, ottimo impatto di De Pretto in interdizione e trova il canestro Rotaliana con Frenes. Riparte da sbagliano la rimessa agli arbitri, infatti un arbitro era in fondo un malinteso, ha generato il canestro per Marostica, non se l'è sentita di fermare l'azione. Vabbè, non sarà questo che sposterà il risultato. Finiscono il 24. Si chiariscono gli arbitri, errore
riconoscono l'errore, correttamente si può sbagliare tutti. Vediamo come intendono risolverlo. Sarà sicuramente l'episodio che sposterà il risultato. Vediamo cosa viene deciso. Viene annullato il canestro di Marostica. Vediamo se i ragazzi si rifaranno immediatamente o aspetteranno qualche secondo. Gliela tocca Graziola, riparte però Marostica. Ottima difesa di De Pretto. E alla fine Pietro Civettini che riesce a prenderla. Canestro buono, dice l'arbitro, non sappiamo cos'è il... Ah, si sta ancora parlando della rimessa precedente. Ok, tutto chiaro per tutti. Canestro nella rimessa sbagliata, annullato, mentre qui canestro valido, come è giusto che sia. Intanto Magnocavallo riparte Frenes. Frenes da 3. Tanto manovra bene. Molto bravi i ragazzi di Marostica. Si lotta a rimbalzo. Numero 27, un po' corto. La palla esce. Rimessa Rotaliana. Lottano i ragazzi sotto le planche. Viene dato un po' di riposo a Alessandro De Pretto, che tutti chiamano Droid. Mette il suo fisico a favore della squadra. Intanto Carli ha preso il suo posto. (41-19). Vediamo se Frenes... no, malinteso con Carli. Strazzari ne appoggia 2 agevoli. Riparte Frenes. Fino in fondo, stoppato. Viene assegnata la rimessa a Rotaliana. 6 minuti e 36 sul cronometro. Riceve Carli. La cede a Frenes. Graziola. Va dentro. La recupera Carli. Che non arriva a tirare. E un'altra buona difesa di Marostica, che ha costretto svariate volte all'infrazione dei 24 secondi Rotaliana in questa partita. Non arriva all'aiuto di Torrisi e canestro facile per Marostica. Manovra intanto proprio Leo Torrisi, che prova ad andare da Pietro Civettini, che intanto stava tagliando. Esce Torrisi, entra Ziller per Rotaliana. Intanto parla con Torrisi Magnocavallo. Si riparte con la rimessa di
Graziola per Frenes, gliela toccano. La rimessa è di Marostica. Fa girare bene la palla Marostica, ma la prende Frenes. Che muove un po' il punteggio per Rotaliana, anche il suo tabellino. Buon impatto offensivo per Frenes in questa partita. Carli prova a contenere il numero 31, che trova il numero 23, che travolge di nuovo in contropiede Valerio Frenes, che fa un parziale. Siller viene spostato dal numero 23, penso Cerutti. Siller, Graziola, Frenes, Carli. Non riesce a trovare il canestro Carli. Adesso prova a disturbare l'azione, recupera la palla. Cambi intanto. Intanto fase di cambi. Si cerca uno spazzettone per pulire per terra, credo, in quanto il parquet è un po' bagnato. Riparte per Entaler. Frenes, Anfora, Siller, Carli, Siller da 3, non entra, peccato. Tanto manovra per Entaler, non riesce a trovare il canestro. Dall'altra parte Siller si oppone, tira giù il rimbalzo Anfora, riparte Siller. Dai, bella la partita in questo momento, un po' ritmata. Anfora da 3, cortissimo, ci stava il tiro, lo incita il suo ragazzo Magnocavallo. 3:25 sul cronometro. Time out da parte dei Marostica, che sentiamo il coach dire non smettiamo di giocare. Vuole concentrazione per i suoi per tutta la partita, nonostante il punteggio sia ampiamente, la partita sia ampiamente indirizzata sul 49-23. Non si vede grandi spiragli per un rientro di Rotaliana a dire la sua nel punteggio, però sicuramente l'atteggiamento non deve mai mancare se si vuole poi averlo anche nelle partite che contano, o dove il risultato sarà, non che questa partita non conti, ma dove il risultato sarà in bilico. E in questo campionato saranno più o meno tutte.
Torna in campo Rotaliana con Perentaler, Frenez, Anfora, Siller e Carli. I 5 ragazzi tutti storicamente nel vivaio di Rotaliana. Sono cresciuti dagli Aquilotti in poi sempre nella stessa squadra. Lo zoccolo del 2011. Intanto prende bene il centro dell'area Marostica. Perentaler, Siller, Perentaler, Frenez, Anfora. Prova a arrivare da Frenez, gliela toccano. Ah no, non è stata toccata da nessuno e quindi rimessa Marostica. Parte Marostica, trova bel canestro, bella giocata, un po' troppo facile. Troppo permissiva la Carli, non riesce a trovare il canestro. Carli poi infrazione di passi ravvisata ad Anfora che lascia il campo adesso insieme a Frenez. Entrano Torrisi e Graziola. Riparte Marostica. Buona difesa di Graziola, coadiuvato da Perentaler che poi passa a Ziller, prova ad andare dentro lui, la cede a Davide Graziola, Leo Torrisi, la prova lui, il ferro gli respinge il pallone che è preda di Marostica. Siamo già dall'altra parte. Numero 27 subisce il fallo, andrà in lunetta con 2 tiri. Ravvisato il fallo al numero 4 Perentaler. Esce Carli, entra De Pretto. In lunetta. Sfortunato il primo libero. Ha colto anche il secondo, un po' fortunato nei tiri liberi in questa occasione il ragazzo di Marostica. Torrisi, De Pretto si gira bene, ne mette 2 col canestro e fallo per Ale De Pretto che porta a 4 se non sbaglio il suo bottino. Sbaglia il libero, siamo a 0 realizzazioni da tiro libero se non erro sui 7 tentati. Rischia l'infrazione di passi, poi la cede. Siller tira giù il rimbalzo, De Pretto sbaglia l'appoggio, tira giù il rimbalzo Torrisi, poi manovra Siller che trova Graziola. Perentaler, Siller, Graziola, prova lui a liberarsi, gli danno una mannagliata, lo mandano in lunetta a cercare fortuna. D'altronde non biasimo l'idea di mandare in lunetta questa sera i ragazzi di Rotaliana, visto
le percentuali un po' disastrose, però vediamo se Davide migliora. 0 su 3 per lui. Vediamo se il secondo andrà meglio. Non entra neanche il secondo. Manovra intanto Marostica, ben contenuto da De Pretto. Siller. De Pretto, bell'anticipo, poi si lancia per prendere il pallone, non riesce a tenerlo in campo. Ma belle risposte da De Pretto in questa partita. Intanto un altro anticipo di Graziola, che subisce il fallo in questa occasione nel tentativo di anticipo. La chiama per Enthaler, piedi a posto, spara da 3 lunga, poi tira giù il rimbalzo Marostica, riparte. Fallo di Luca Perenthaler prima di aver raccolto il pallone, dice l'arbitro, quindi non ci saranno tiri liberi. Terzo per Perenthaler. Intanto cambi per Marostica. Manovra, si ferma, la spara da 2, dice l'arbitro. Infatti aveva toccato i piedi, si vede abbastanza bene dalla nostra postazione. Mancano pochi secondi alla fine del quarto. Dovrà tirare Siller, prende il ferro, la palla va oltre, finisce così 57-25 e manca solo la quarta frazione. Vediamo un po' se intanto i quarti sono definiti 19-8, 26 e 18-11. All'andata erano finiti 19-24, 13-20, 12-23 e 20-20. Sempre vittoriosa Marostica anche all'andata, ma con un punteggio un po' più giocato. Era finita 87-64. La prima partita di questo campionato era stata proprio la partita inaugurale, quella di Rotaliana contro Marostica. Andiamo a vedere un po' i tabellini, da che c'è un attimo di tempo. Carli 2, De Pretto 4, Graziola 2, Frenes 11 e Torrisi 6. Torna in campo Rotaliana con Perenthaler, Graziola, Torrisi, Civettini e Carli. Ultimi 10 minuti. (57-25) qui a Marostica. Abbiamo visto un bel tramonto arrivando sul castello. Riparte Graziola, Frenes Torrisi prova a sparare lui.
Prova il canestro Marostica. Tanto Perentaler, Civettini circumnaviga, poi tira, viene un po' spinto, non viene ravvisata infrazione, si va dall'altra parte, perde quasi la maniglia, poi riesce a girarla bene. Sotto, numero 23, fa valere il fisico, sicuramente importante. Pietro Civettini, manovra lui. Perentaler, la da dentro per Carli, Graziola prova a prendere il fondo, viene ravvisato il fallo. Tanto momento di Nuresi. Gli lascia il posto Perentaler per questo quarto. Entra Nuresi. Si riparte dal fondo con Graziola. Prova a farsi vedere Nuresi. Arriva Carli, che perde la palla dall'altra parte. Non sbaglia Marostica, peccato. Civettini, Graziola, Nuresi, Carli, va dentro lui, subisce il fallo, non stava tirando, quindi non ci saranno liberi perché ha scaricato lato. Si parte dal fondo, Torrisi, infrazione di passi, palla persa per Rotaliana, brutta persa questa. Bisognerebbe riuscire a fare qualcosa di più in questo quarto, di quanto visto finora, magari anche complici degli avversari un po' sazzi, visto l'ampio vantaggio. Rimessa Rotaliana dal fondo, pronto Leo Torrisi, si fa vedere Graziola, Torrisi, Graziola, Torrisi, si mette in proprio, scheggia il ferro, non prende il rimbalzo dall'altra parte, subiamo contropiede, sbaglia, ma rientra Davide Graziola, che riesce addirittura ad avere la rimessa. Gran rientro di Davide Graziola, si lamenta l'allenatore di Marostica, ma anche da qua sembrava bianca la rimessa, ma l'avrà visto sicuramente meglio lui, in quanto non ha avuto esitazioni. Torrisi con caparbietà riesce a intanto Strazzari scarica, fa girare bene la palla da 3, si lotta a rimbalzo, extra possesso, entra nel burro a metterne altri 2. Infrazione di passi nuovamente, intanto pronti sul cubo dei cambi Frenez e De Pretto. Escono Pietro Civettini e Davide Graziola. De Pretto prende posto in mezzo alla difesa, rischia l'infrazione, poi scarica fuori da 3, scheggia il ferro, riesce a tenere in campo la palla, poi Strazzari da 3, De Pretto, riescono di nuovo a prendere il rimbalzo, manovra Marostica molto bene, poi Frenez fa sulla palla su una buona difesa corale, imposta Nuresi, Frenez da 3, la mette lui,
rimpingua il suo bottino Valerio Frenez, ma difesa, si perde completamente un giocatore. Intanto Frenez, Carli, un arbitro ha fatto il cenno dei passi, uno ha fischiato fallo, passi. Non capisce come mai è stato ravvisato l'infrazione di passi. Gli arbitri, devo dire, molto, molto corretti, molto cordiali, un bel atteggiamento da parte dei ragazzi che stanno arbitrando questa partita. Devo dire molto bene. Gli arbitraggi in Veneto sono molto, molto competenti, devo dire. Sono disponibili a spiegare le proprie scelte e questo ovviamente crea un clima molto disteso nella partita. Ovviamente le scelte sono apparse sempre corrette, quindi a maggior ragione è più facile, sono più facili da spiegare. Tanto bel arresto e tiro da parte di Strazzari che mette il 69esimo punto per Marostica. Il risultato sta diventando pian pianino più rotondo per i ragazzi di Marostica. Carli prova a andare dentro, persa di nuovo per Carli, 2 perse in fila. Bella intuizione, viene toccata non mi viene la parola. Viene toccata e finisce fuori. Riprende Siller per Carli che cede a Frenez. Torrisi, persa anche per Torrisi, la terza in fila, persa per Rotaliana. Ovviamente una persa è sempre Carli. Intanto mancano 4 minuti 08 sul cronometro. Esce Carli, entra Graziola. Stiller. Graziola prova a spararla lui, niente. Ma tira giù il rimbalzo Anfora e appoggia 2 punti al tabellone. Tanto dall'altra parte, bella è imbucata, chiede lo scarico dall'altra parte, non arriva. Ha fatto un po' troppi pass a mio modo di vedere, ma prova Ziller a iscriversi al referto.
Intanto cambio. 3 minuti e 31. Trovato bene sotto canestro, ci mette i piedi a posto, cortissimo, prende il rimbalzo Anfora, riparte De Pretto che mette un po' in difficoltà, tanto fanno girare bene la palla, trova, e con un buon giro palla arriva la tripla di Davide Graziola. Intanto Anfora recupera e perde palla, peccato. Intanto manovra Marostica, la prende De Pretto, che la cede a Frenes, però era marcato. Tira giù il rimbalzo Anfora, manovra lui, la dà Stiller, trova l'imbucata Stiller, non trova l'appoggio al tabellone. Buona difesa di nuovo di De Pretto, imposta Graziola, Frenes prova ancora da 3, Graziola mette un'altra bomba, Davide Graziola, 6 punti in fila per Davide, porta a 8 il bottino odierno, 71-40. Si lotta sotto canestro come un leone Alessandro De Pretto e porta a casa anche questa difesa. Prova l'imbucata per Anfora. Infrazione di passi. No, non l'abbiamo vista noi da qua perché abbiamo tagliato un po' il campo. Un minuto sul cronometro, 1:07, 71-39. Ah, era da 2 forse il tiro di Graziola precedente, io l'avevo assegnato da 3. Stiller, Frenes, Graziola. Viene stoppato. Intanto sull'altro lato gira Marostica, rischia la persa. Prende prova a mettere ordine Davide Graziola già dall'altra parte, non trova al fondo della retina, ma buona azione di Davide che ha recuperato e ha impostato l'attacco. Da 2 Stiller, 10 secondi. De Pretto, tocca a lui tirare e trova il canestro, canestrone di Ale De Pretto. Festeggiato dai compagni, giustamente. Finisce qui, 71-41, meno 30, con una partita mai in discussione da parte di Rotaliana, ampiamente controllata da Marostica. Finisce la prima di ritorno con un 71-41 su
tutto sommato Riccardo Magnocavallo è soddisfatto di quello che hanno dato i suoi ragazzi. La Marostica è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima settimana per la seconda di ritorno.